Buongiorno. Allora, volevo dirvi innanzitutto che mi tratterò poco perché poi con voi perché ho il problema di una videoconferenza che devo fare, quindi devo tornare su. Però due brevi, diciamo, ragionamenti li volevo fare. Approfitto innanzitutto a fare gli auguri di buon compleanno alla signora Filomena Andreotta, che è nata appunto il 1° aprile del 2021 e quindi compie gli anni oggi e fa 100 anni tondi, di Losego, di Ponte nelle Alpi, quindi auguri alla signora Filomena. Dopodiché passerei al bollettino, vi dico due robe, se avete delle domande rapide perché sono preso veramente male con i tempi. Restano qui ovviamente la dottoressa Russo, l'assessore Lanzarin, la dottoressa Russo che vi darà un'interpretazione di quello che ne è uscito ieri sera dal decreto rispetto all'obbligo vaccinale e agli adempimenti da mettere in campo per rispettare il decreto, e poi arriverà il dottor Flor che si è occupato delle vaccinazioni e quindi vi dirà appunto della campagna vaccinale. Allora, i tamponi rapidi sono 3.848.000 e i tamponi molecolari sono 4.548.000. Non sto qui a dirvi, vi dico numeri tondi, sono in totale 8.397.000. Nelle ultime 24 ore abbiamo avuto 1.633 positivi che, rapportati 42.612 tamponi, hanno un'incidenza percentuale di positivi sui tamponi di 3,83%. Il numero di positivi dal 21 febbraio sono 384.000. Vorrei ricordarvi che questo numero ci dice anche un'altra cosa. Al di là degli asintomatici che mai abbiamo trovato, di coloro che non sapevano di essere positivi, ci sono anche negativizzati in totale anonimato, noi abbiamo comunque una certezza matematica, che abbiamo 384.000 persone con gli anticorpi. Quindi quando si fa il conto dei vaccini va sempre tenuto presente che comunque abbiamo una parte di comunità che sarà più, diciamo, importante di 384.000, che comunque ha gli anticorpi. E lo dico perché il ragionamento che farò dopo, mi lascio qua, va nella direzione che secondo me una riflessione va fatta. 38.618 sono i cittadini che oggi sono in isolamento perché positivi. Vi ricordo che metà di questi non ha sintomi e l'altra metà ce li ha in maniera graduale, quindi si va da chi a casa in isolamento che non ha pochissimi sintomi, che sono raffreddore o un po' di spossatezza o altro, a chi ha molti sintomi e a chi finisce anche in ospedale di questa metà. Quindi di questi diciamo circa 19.000 persone. Il 5% del totale va in ospedale, quindi sono circa 2.000 persone. In ospedale infatti abbiamo 2.242 persone, più uno. Che sono così distribuite: 298 in terapia intensiva e 1.944 in area non critica. Qui vedete i dati non sono proprio così aggressivi in crescita. Come si dice? Se sono rose fioriranno, nel senso che se questi dati sono precursori di una inversione di tendenza, nella quale noi ovviamente auspichiamo, allora si dovranno confermare nei prossimi giorni. Per ora sono dei dati che ci permettono di dire che il contenimento c'è, perché non abbiamo avuto un assalto di ricoveri. Anche se, insomma, il peso di 2.242 persone ricoverate non è un peso da niente, quindi ringrazio tutti i nostri sanitari e anche soprattutto le 300 di terapia intensiva.
A proposito di terapia intensiva, vedete che abbiamo 298, quasi 300 persone in terapia intensiva Covid, più i non Covid sono 575 persone in terapia intensiva totale. 575. I deceduti purtroppo sono 28 nelle ultime 24 ore, 10.653. I dimessi sono 18.119. Allora, due brevi considerazioni. Domani saremo oggetto di valutazione. I dati in nostro possesso in questo momento sono, nostro possesso, R con T 1,12, quindi siamo sotto la soglia dell'1,25, quindi da arancione con l'R con T. Però c'è il problema dell'incidenza. Incidenza 226,8, siamo sotto la soglia del 2,50, quindi 2,26,8 è sotto il 2,50, quindi anche qui in teoria saremo d'arancione. Ricoveri, siamo al 29% in terapia intensiva, la soglia è 30. Sì. Ricoveri in area non critica, siamo al 27, la soglia è 40. Allora ragazzi, incrociamo tutto quello che possiamo incrociare. Se sarà confermata la nostra proiezione che la dottoressa Russo con i suoi uffici ha fatto, noi domani speriamo auspicabilmente che ci sia un passaggio di colore. Però è prudente attendere la classificazione. Non sono i conti della serva. Sì, a valere da martedì ovviamente. Non sono i conti della serva i nostri, sono conti puntuali. Però è pur vero che siccome stiamo parlando di decimali, capite che 1,12 e 1,25 non è che sia un condominio di mezzo. Cioè, stiamo parlando di 0, 1,15. Sì, però quelle non si fanno scattare. Noi siamo i due parametri che ci fanno scattare, R con T e incidenza. Gli altri sono limiti, diciamo, di guardia, ma non ci fanno scattare. Da quello che ci risulta a noi, sì. Martedì. Delle 2 settimane sarebbe stata assorbita da quelle che abbiamo già fatto. Sì, no, certo, ma pensavo si viaggiasse di 2 in 2, no. Guarda, il decreto scade il 6, per cui noi siamo dentro su quel decreto lì che non... Io stamattina, vi dico la verità, ho parlato anche col ministro Speranza. Anche lui dice aspettiamo domani e vediamo cosa accade. Sarebbe un bel segnale. Ovviamente il grande segnale di oggi, ve lo voglio dire, sono 37.000 vaccini. Cioè io penso che abbiamo battuto 37.276, penso che li abbiamo battuti, stiamo dando il secondo giro, insomma. Abbiamo passato i 70 degli over 80, ma a me interessa dire una roba, che la macchina vaccinale sta funzionando. Abbiamo qualche impiccio col partire per i siti, eccetera, con il numero telefonico, perché tutti sono riversati sul numero, ok, ci sta, ci vuole un po' di pazienza, però insomma adesso stiamo andando a regime. A me interessa dirvi che arriveranno 103.000 dosi di AstraZeneca sabato, che ne arriveranno 38.000 di Moderna sempre fine settimana, e adesso la macchina, diciamo, è a regime. Se noi abbiamo, come si può dire, carbone da buttare nella caldaia, riusciamo a fare un bel lavoro, perché considerate che siamo andati un po' in difficoltà, però strategicamente in difficoltà, lasciatemelo dire, perché in un processo industriale bisogna arrivare anche allo stress test, perché poi alla fine nella difficoltà io posso dire che abbiamo finito i vaccini, posso dire che abbiamo fatto 37.000 dosi ieri, di certo scusandoci con tutti quelli che hanno fatto le code, però dico sempre, guardate, piuttosto che meglio un'ora di coda che una vita sottoterra, no? Perdonatemi l'espressione, perché questi stiamo parlando di salvavita, cioè è un sacrificio. Se vogliamo tutto perfetto, dobbiamo prendere i nostri 37.000 dosi al giorno, portarle a 15, 18.000, 17.000, e allora abbiamo una robettina un po' più, come si può dire, da cerimoniale. Così abbiamo tutta la macchina sotto stress. Però a me interessa fare vaccini, perché se aggiungo 387.000, ce li ho.
ce li hanno gli anticorpi, andranno scemando per i primi, ma ci sono comunque in giro. Ci mettiamo che abbiamo già fatto oltre 900.000 prime vaccinazioni, in questo momento 905.000. So che se arrivassi a fare 35.000 vaccinazioni al giorno, in 10 giorni ne faccio 350.000. So che se mi arrivassero ancora più vaccini, i medici sono 3.000, potrebbero farne 10 al giorno e sono altre 30.000, però 35.000 più 30.000 fa 65.000. So che ho le farmacie, quanti gliene diamo? Quante sono le farmacie? Sono 1.400 farmacie, facciamo che ne facciano anche 10 a farmacia, sono altri 15.000, sarebbero 14, ne sono 15.000, e andiamo a 80.000, arriviamo a 80.000, 80.000 per 10 fa 800.000, 800.000 per 3 c'è un mese, sono 8, 16, 24, sono 2.400.000 dosi. Capite che veramente la prospettiva del prima dell'estate la chiudo sta partita la possiamo fare, però a noi servirebbe una fornitura da 80.000 dosi al giorno. Mi sono spiegato, no? 80.000 per 30 giorni fa 8, 16, 24. Noi una capacità di 80.000 al giorno la possiamo avere, grazie al lavoro di squadra. E la luce in fondo al tunnel si chiama vaccino. Cioè io non è che sono innamorato del vaccino, ma vediamo, non abbiamo più focolai ospedalieri da quando abbiamo vaccinato i nostri uomini e donne da sempre. Poi la dottoressa Russo vi parlerà di questa storia dell'obbligatorietà vaccinale degli operatori, che è una roba delicata ed è giusto spiegare bene cosa prevede il decreto. La dottoressa ha analizzato tutto, c'è tutta una procedura. Quindi noi siamo performanti su sta roba. Ai cittadini dico che adesso leggeremo con attenzione il decreto e vedremo di capire cosa si potrà fare. Certo è che se riuscissimo a passare in arancione potremmo ripensare all'apertura dei negozi, al tema degli ambulanti. Questa mattina li avevamo incontrati assieme all'assessore Lanzarin. Io penso che stiamo parlando di un settore che ha sofferto, sta soffrendo. Penso che stiamo parlando degli uomini e donne del popolo, stiamo parlando dei mercati. E giustamente loro dicono, scusa, il centro commerciale in teoria dovrebbe essere chiuso, ma se uno vende le mutande, l'altro vende giocattolo per i putei, eccetera, è aperto come prima, non capiamo perché gli uomini e donne del mercato che sono all'aria aperta, che hanno messo la cordella per fare l'ingresso e l'uscita davanti alla bancarella, che comunque devono restare chiusi, non hanno tutti i torti, no? Io non dico ragazzi, io non sono né aperturista né chiusurista, guardo in faccia la realtà, l'infezione c'è, l'86% del virus ormai è inglese in Veneto. Vediamo il dato, qual è il dato esatto? 86 e... 86,7 a livello nazionale, 88,5 in Veneto. 88,5 in Veneto è inglese e 1,4 mi sembra... E 1,4 brasiliana. Qua va di moda l'inglese. Capite che ormai è ubiquitario e lo si vede anche dalla qualità dei contagi. A me spiace che quando lo dicevamo noi a dicembre sembravamo dei fuori di testa, però alla fine l'inglese noi ce l'avevamo a dicembre. Ve le ricordate quei tamponi, no? Voi avete vissuto con noi questa tragedia. E oggi l'inglese non è più una novità. Noi però il 24 dicembre l'avevamo sequenziata e chissà quanti avevano avuto la mutazione in quell'ondata di virus che abbiamo avuto. Sarebbe interessante un giorno prendere tutti i tamponi messi via e andarli a sequenziare con calma e capire quanti ce n'erano. Domande che poi scappo, ragazzi. Se riusciamo a farle anche veloci. Tosato, Parisi, Petenò, Bonet, Danzà. Sì, buongiorno Presidente. Buongiorno. Le domande sono quelle rivolte da tantissimi cittadini stamattina. Le possiamo lasciare per l'assessore? Allora, ti spiace? Vabbè, però, insomma, siccome aveva accennato lei stesso al portale, mi sembrava il caso. Sì, dopo ne viene il dottor Flora a parlarvi del portale. Cioè, posso fare questa domanda o no? Prego. In sostanza. Allora, lamentano in particolare che il numero verde sia stato irraggiungibile per l'intera mattinata, nel senso che era proprio irraggiungibile. I cittadini poi lamentano che il codice fiscale che inseriscono non riconosca molte fragilità e quindi non accetti la prenotazione.
Un'altra cosa che segnalano, ma questo magari è un dettaglio per i tecnici, è che l'impiego del codice fiscale può prestarsi a operazioni di hackeraggio. Però questo è un, Sentite, se vogliamo vedere, dettaglio. allora, io penso che i disagi siano sempre una delle peggior cose che si possano incontrare come cittadini. Dico che stamattina 18.000 persone comunque sono riuscite a prenotarsi col portale. 18.000 ci ha detto Tognolo. Allora i disagi sono così distribuiti. Per andare proprio sul pratico, avrei preferito che ne parlasse il dottor Flor, vi dico la verità. Primo, 4 o 5 ULS oggi non hanno aperto le prenotazioni perché non avevano vaccini. Qual è stato il problema? Che dovevano bloccare con un banner, che adesso c'è, la prenotazione. Allora chi inseriva il codice fiscale in quell'ULS si vedeva la scritta: lei non appartiene alla categoria che può essere vaccinata, e sotto un'altra scritta che c'è e deve restare: se ritiene di essere invece di avere diritto al vaccino, che ami il numero. Secondo voi cosa è successo al numero? È andato per aria, a 100 linee è andato per aria. Ma noi ci aspettavamo che ci fossero dei disguidi. Allora, se lo guardo sotto il profilo del servizio, ci scusiamo con i cittadini. Se lo guardo sotto il profilo del risultato, io so che ho sempre le prenotazioni, non sto perdendo neanche un istante nelle vaccinazioni, perché comunque stiamo continuando a vaccinare. Cioè non è che c'è un buco nelle vaccinazioni, quello mi preoccuperebbe. Ai cittadini dico adesso, finalmente le ULS, perché anche qua c'è un giorno manca Matteo, un giorno manca Ciodo, un altro giorno manca quello che c'ha per mano Matteo, finalmente le ULS hanno messo i banner dove non stanno, e hanno annunciato, ad esempio la ULS 2 dice: da domani mattina noi apriamo alle prenotazioni. Dopodiché l'assessore Lanzarini è stata chiara, noi abbiamo caricato più dati possibili per le fragilità. Se c'è dopo qualcuno che resta fuori da questo vaglio, perché quanti ne avevano caricati? No, allora, è complicato il discorso delle persone fragili e super fragili, perché probabilmente ognuno pensa di poter essere su quella categoria, poi invece noi abbiamo una lista, abbiamo dei codici di esenzione. Però potrebbe esserci delle persone che non hanno quel codice, non hanno quell'esenzione perché non utilizzano quella farmacologica, non sono rientrate in quella lista. Ma in questo caso deve intervenire chiaramente il medico di medicina generale. Stiamo concordando e stiamo cercando di dare indicazioni anche ai medici di medicina generale che sono con noi in questa, perché loro conoscono meglio di tutti i loro assistiti, quindi ci possono effettivamente dare una mano dove non arriviamo. Quindi le cure primarie insomma stanno cercando di capire anche con i medici di medicina generale come dare le corrette informazioni e come inviare le persone quindi a fare la prenotazione. Il numero verde serve anche per questo, solo che essendo stato il numero verde andato un po' in tilt per questo crash insomma di troppe telefonate, è chiaro che c'è stato questo disservizio. Però è complicata, ma stiamo cercando di risolverla, quella delle fragilità, perché fragilità voi capite che vuol dire tutto. Poi ci sono delle categorie, ma io non prendo questa cura, ma secondo me sono fragile, e quindi su quelle bisogna che noi facciamo un incrocio dei dati che abbiamo noi, che sono stati estrapolati dal SER di Azienda Zero, con quelli che erano inseriti nel piano nazionale, li incrociamo, gli altri saranno estrapolati tramite i medici di medicina generale, ma io ripeto quello che ho detto anche ieri, cioè rassicuriamo tutti verranno vaccinati, le persone più fragili verranno in qualche modo contattate, adesso lo stiamo dialogando con i medici di medicina generale, però capite che non è una cosa semplice quando parliamo appunto di persone che sono già per uno stato di salute, hanno ansia, apprensione, eccetera, e non si vedono inserire all'interno di quella categoria, ma ci arriviamo. Cioè io vorrei che passasse questo messaggio. Prego. Volevo soltanto concludere perché era proprio su questo. Sui medici di famiglia arrivano messaggi contrastanti. Sarebbe interessante comprendere qual è l'effettivo apporto dei medici di famiglia alla vaccinazione. Ma non abbiamo ancora tutti i dati. Ma le dicevo a livello proprio di collaborazione, perché diversi assistiti ci segnalano che spesso i medici di famiglia alzano le braccia, dicono che non hanno indicazioni, di vaccini sembra ne facciano molto pochi per la verità, però questo non sembra, per quello le dicevo. Non ne abbiamo?
non ne abbiamo dati Medici pochi. di famiglia ha ragione quando alzano il braccio, perché se non gli diamo vaccini, se poi alzano il braccio dicendo che non sanno niente, non hanno ragione. Questo è il Ma se dicono che non hanno vaccini, hanno ragione da vendere perché non gliene diamo. Comunque stiamo affinando anche questa comunicazione parallela tra cure primarie, distretti, medici di medicina generale, centri specialistici e quant'altro, per riuscire a raggiungere tutte le persone e dare le informazioni più corrette. Aiutateci a far passare questo messaggio e cerchiamo di dare il messaggio che vacciniamo tutti, comprendiamo, però ci sono anche dei limiti che ci sono umanamente, però stiamo cercando appunto di mettere insieme tutte queste cose. Sì, è prezioso il vostro aiuto, perché il tema è che comunque si continua a vaccinare e si continua a vaccinare quelle categorie. Primo. Secondo aspetto, se non siccome la prenotazione avviene con queste modalità, se non si punta a queste modalità sarebbe cioè, una babele, perché ognuno può rivendicare qualsiasi fragilità. Per cui abbiamo l'unica soluzione che abbiamo noi, utilizzare dei codici di esenzione, delle terapie, queste storie. Poi, Presidente, non sarà perfetta, ma ve l'abbiamo detto fin dal primo giorno. Poi c'è l'altra incognita, nel senso che noi per i super fragili possiamo utilizzare 2 vaccini solo, che sono Pfizer e Moderna. Allora, non è che quindi dobbiamo fare i richiami entro 3 settimane. Quindi è chiaro che dobbiamo comunque slittare la programmazione in base agli 83.000 che ci arrivano, i 38.000 di questa settimana, tenendo conto che dobbiamo fare i richiami dopo 21 giorni e dopo 30 giorni. Quindi è solo una questione anche di mettere insieme tutti questi. No, ma guardi che non è che ogni segnalazione vuole equivalere a un atto d'accusa, però faccio solo un esempio. Io stamattina mi sono collegato al sito dell'ULSS Euganea. Primo giorno di prenotazione online, l'avviso è che le vaccinazioni sono sospese fino al 7. Corretto. Allora, sembra un pesce d'aprile, obiettivamente. Poi certo ci sono delle ragioni, se i vaccini non arrivano non potete fabbricarli di notte. No. Ma c'è anche, insomma, ci sono aspettative, ci sono ansie. Ci sono aspettative, ci sono ansie, ma bisogna anche guardare in faccia la realtà. Stiamo parlando di vaccinare 5 milioni di veneti. Io ve l'ho detto dal primo giorno, cioè se dobbiamo fare gli incontri tutti i giorni qui, io li faccio volentieri, per parlare di quello che non è stato vaccinato, di quello che non ha risposto al telefono. Cioè, noi siamo purtroppo chiamati a guardare i grandi flussi. Da un lato che il magazzino mi resti sempre vuoto, perché vuol dire che qualcuno l'iniezione se la fa. E di certo non io che non sono vaccinato o l'assessore. Dall'altro cercate di arrivare nell'ultimo miglio a vaccinare tutti, ma che è esattamente quello che facciamo. Guardate, oggi abbiamo fissato, in questo momento noi siamo concentrati su delle categorie vaccinali, gli over 80, i fragili, i super fragili, quindi da lì non ci muoviamo finché non sono finite, cioè non possiamo uscirne. Adesso facciamo il giro veloce, grazie. Parisi, poi Bonnet, poi Petenò. Sì, Presidente, buongiorno. A proposito di settori in crisi, parlo della crocieristica con le grandi navi. Nell'ultimo decreto ha approvato e stabilito che le grandi navi non passeranno più dal bacino San Marco, stanziati più di 2 milioni per il progetto di DEE. Volevo capire se si è già sentito con il ministro Giovannini, già stata messa in calendario una data per un incontro con lui, col sindaco, per capire anche insomma, le questioni che verranno messe sul mi ha chiamato il ministro stamattina e ha detto della volontà di fare un incontro. Noi abbiamo dato assolutamente piena disponibilità. Dopodiché cosa volete? I grandi navi fuori dal bacino San Marco, dal canale della Giudecca, sono di questo si parla in virtù del decreto Clini-Passera, che è del febbraio 2012. All'epoca che dice che tutte le grandi navi sopra i 40.000 tonnellate se ne devono uscire dal canale della Giudecca, dal bacino San Marco. Ad oggi, dopo 9 anni, siamo ancora qui con i bei propositi. Noi assieme al Comune abbiamo proposto la via maestra, che è quella del canale dei Petroli, andare a ormeggiare le grandi navi a Marghera, appunto, e poi la pulizia del canale Vittorio Emanuele per le piccole navi, quelle gli yacht, eccetera, da mandare in marittimo. Soffermo qua. Vabbè, quindi ancora non ci sono date da decidersi. Grazie. Prego. Bonnet.
Allora, Presidente, diverse domande, cerco di andare rapido. Io Tema degli sarò oncologici. Allora, oncologici. Allora, c'è questo problema. Hanno il codice 048, però ovviamente c'è il codice di esenzione 048. Vedo già chi scuotono testa. Cerco di spiegare il problema. Cioè, chi è che gode della fascia prioritaria? Perché ovviamente noi abbiamo le persone in cura attualmente, le persone che rientrano nei 5 anni, famosi diciamo così, standard di guarigione, e gli ex cosiddetti, quelli che hanno superato i 5 anni. Quali categorie esattamente ha diritto alla priorità? Perché abbiamo tante segnalazioni, grazie, questa è la prima. Allora, per chiarire per gli oncologici, è scritto nel documento che è stato nell'indicazione ad interim del Ministero che noi abbiamo recepito. C'è proprio scritto che per quanto riguarda gli oncologici sono quelli che attualmente sono in terapia ospedaliera, non in terapia con i farmaci ormonali, ma quelli che fanno terapia con farmaci ospedalieri o che sono in attesa di fare la terapia. E per quanto riguarda gli oncologici ci siamo incontrati con tutti gli oncologi della regione e sono loro che individuano i pazienti e il momento in cui questi hanno le condizioni per essere vaccinati. Tutti gli altri soggetti che hanno il codice 048 rientrano per fasce di età. Ok, perfetto, grazie. Poi sul tema delle forniture, ho capito che viene Flora, però ieri vedo un cambio di registro, nel senso che ieri l'assessore mi è vista molto preoccupata sul cambio sulla sospensione della campagna. Oggi invece lei mi sembra quasi entusiasta, cioè abbiamo fatto 38.000 vaccini. Abbiamo fatto 37.000. La campagna è sospesa ieri, o è in corso? Nelle ultime 24 ore, ieri. Oggi non si vaccina? Poco o nulla, i richiami. Cioè, considera che noi da ieri abbiamo in magazzino 83.000 Pfizer. Quindi confermato che la campagna è sospesa al momento da oggi. Cioè, finché non arrivano vaccini, sì, no, io non voglio essere malinterpretato. Io sono entusiasta perché la macchina rende, cioè ha fatto 37.000 vaccini, non c'è nessuno a livello nazionale che fa 37.000 vaccini, né in numero assoluto, tantomeno che rapportato ai cittadini che ha. Quindi sempre per i tastieristi, che domani sa che avremo 10.000 o 12.000 o 20.000, non è che siamo precipitati, è che non abbiamo i vaccini. Ok, quindi oggi e domani stop. Abbiamo Pfizer. Da sabato. Attenzione, si va male a dire stop, perché ci può essere un OUS che sta vaccinando perché per le sue dinamiche può farne ancora un po' di prime dosi, altre che sono solo in richiamo, ma facciamo fuori tutti gli 83.000. Cioè, se la domanda è, per domenica noi Pfizer non esiste più in Veneto, per capirci, che è l'unico che abbiamo oggi, fra l'altro. Ok. Ultima cosa sul call center, si è pensato a un potenziamento, visto il successo anche che sta avendo. 100 linee, guarda, se stamattina avessimo avuto 300 linee sarebbe stata la stessa roba. Noi abbiamo chiesto di potenziarlo ancora tempo fa, ma non è che possiamo arrivare all'infinito, anche perché stamattina dobbiamo renderci conto che molti hanno chiamato perché cercavano di prenotare su rules che maldestramente, imprudentemente, non hanno messo il banner. Capisco il caos dei vaccini e tutto, ma se si scriveva ragazzi chiamate fra 3 giorni perché quasi sarà, bastava, no? Fatemi a microfono, per favore. Abbiamo anche chiesto alla Telecom che comunque cambi il messaggio che dice non raggiungibile con linee intasate o comunque momentaneamente occupate. Infatti, perché questa è un'altra cosa che è successa, che la Telecom dice il servizio non è in funzione. Sì. Quindi, Allora abbiamo subito prontamente, quando abbiamo saputo questa cosa, ha chiamato chi gestisce, chi ha i contatti, chi ha il contratto per far cambiare, perché poi deve esserci un rapporto diretto con Telecom che cambi anche e quindi dica che le linee sono intasate, sono occupate o comunque un'altra. Ok, grazie. Bene, Petenò e Vanzan. Prigioni? No. Giacomuzzo sì.
Presidente, buongiorno. Lei si augura che si possa passare ad arancione domani per i dati da martedì, o da lunedì o da martedì? Secondo com'è la regola adesso? La regola è che io lo spero, visto e considerato che abbiamo 1,12 di R-Conti secondo i nostri calcoli, quindi siamo sotto l'1,25 e abbiamo 2,26 di incidenza e siamo sotto i 2,50. Quindi in teoria dovremmo passare in zona arancione, però ancora oggi non è dato da sapere. Questo dovrebbe scattare Da martedì. Da martedì. Però nel decreto che è stato approvato non è stato detto che, che non ci saranno cambi automatici il decreto, perciò è da quando partirà il nuovo decreto che scatterà questo. No, i cambi automatici non ci saranno rispetto a zona gialla e bianca, ma sicuramente tra rossa e arancione sì. Noi siamo in rossa, passeremo in teoria in arancione. E rimarrà sempre il CTS che dà queste valutazioni e l'Istituto Superiore di Sanità. Sì. Okay. Prego. E Vanzan e Giacomuzzo. Presidente, buongiorno. Se diventassimo arancioni, come pare, poi aspetteremo domani, non solo gli asili, le scuole elementari, la prima media andranno in presenza, ma anche le superiori. Al 50%. Tra il 50 e il 75 dice 50. il decreto, quindi in Veneto sarà dal 50, quindi mercoledì, mi pare sia mercoledì il giorno di rientro a scuola, sì, se non vado 50. errato, sarà il 50. Avete già organizzato trasporti e quant'altro? Bene. L'assessore De Berti, il vicepresidente De Berti se ne sta occupando già da questa settimana. Va bene, quindi 50%. E è la singola scuola che decide chi torna in l'indicazione classe? viene data di solito sempre dagli uffici in collaborazione con l'ufficio scolastico regionale. Non, non serve ordinanza. Supponiamo che io sia in prima liceo, come faccio a sapere se vado a scuola? Non è la singola scuola. E quindi chi lo dice? L'ufficio scolastico regionale che dà i 50. Dopodiché le singole scuole gestiranno il loro 50. Questo dicevo, quindi sarà una comunicazione della scuola che dirà chi va in classe. Sì, ecco, scusa, non avevo capito la domanda. No, perché ci sono le vacanze di Pasqua, sono a casa i ragazzi, oltre che in DAD. Le scuole. Seconda domanda, decreto legge che impone l'obbligo vaccinale con lo scudo legale, eccetera. Lei si era pronunciato, no, ma voglio un suo parere politico, per cortesia. Lei si era pronunciato la settimana scorsa dicendo è inutile che uno, che ne so, non voglia toccare le armi e poi è chiaro che non può fare la guardia giurata. Parlavamo degli infermieri che lavorano nell'RSA. Lei è favorevole quindi a questo obbligo per chi lavora nel mondo ospedaliero, sanità in genere, obbligo vaccinale? Il suo parere? Io resto sempre della solita opinione e siamo nell'ambito della volontarietà. Non so che evoluzione avrà questa obbligatorietà, no? Per questo ho indicato la dottoressa Russo che ha studiato il caso e poi ve ne parla. Dico semplicemente che diventa un requisito per lavorare. Penso in una casa di riposo con gli anziani, eccetera, avere delle persone non vaccinate, con tutto il rispetto che ho per la scelta volontaria, mi metto nelle condizioni di dire che immagino che questa norma introduca anche un nuovo principio, nessuno ne ha parlato, che è quello delle nuove assunzioni. Quindi dovremmo avere dei bandi, dei concorsi nei quali ci sia scritto chiaramente che c'è l'obbligatorietà vaccinale se passa in pieno questa norma. Non so se mi sono spiegato. Quindi prendo atto che adesso c'è una norma che il governo ha voluto di imporre l'obbligatorietà, mi fermo qui perché poi la dottoressa Russo prima mi ha spiegato c'è tutta una procedura e quando che si ammassa procedura ho l'impressione che va all'italiana, quindi... Ma lei potrebbe dire non sono d'accordo. No, per carità, cioè, sentite, chi lavora con gli anziani, faccio l'esempio del caso di riposo, non può pensare che, cioè, almeno per il futuro, guardiamo il futuro, pensare di assumere persone che sai già a priori che non si vaccineranno è rischioso. Delle domande, ma e ve lo dice uno convintamente a favore della volontarietà, che sia chiaro. Io ho difeso il modello della volontarietà, però mi rendo conto che per alcune categorie è il principio del metronotte. Ok, Alda? Sì, la dottoressa vi dà tutto Giacomuzzo. Buongiorno. Buongiorno. Ancora scuole, che era il tema che ha già affrontato in parte, solo in parte la collega. Supponiamo che il 7 si sia arancione, la regione ha ancora spazio di manovra oppure no? Nel senso che ripartiranno poi tutte No, non ce n'è. Non ce n'è perché è proibito chiudere le scuole decretate aperte, quindi fino alla prima media
non si toccano. Quindi noi fra l'altro auspicavamo che si riaprissero le scuole dell'infanzia, lo 06, nido, eccetera. Dalla seconda media in su, ovviamente staremo a vedere anche i dati epidemiologici, poi troveremo una soluzione, però fino alla prima media restano comunque aperte, anche con 250 di RCT di incidenza. Il monitoraggio comunque voi continuerete a farlo in modo tale che se del caso la procedura quale sarà? Si interviene, ma sempre non sulla seconda media in su, come abbiamo fatto prima del 6 marzo. No, del 6 marzo. Fino alla prima media. Sì, con l'arancione sì, tutte. Si aprono tutte le scuole. Si aprono tutte. Il problema era per capire se possono esserci delle microzone o focolai o distretti. Se ci sono le valutiamo. Se ci sono le valutiamo, ma solo dalla seconda media in su. Ok, l'ultima cosa, questa carenza di vaccini. Lei in questi giorni ha avuto modo di confrontarsi direttamente con il governo. Ne ha parlato direttamente, denunciato, come si è posto? No, guardate, io voglio essere chiaro, non c'è stata nessuna sorpresa rispetto alla fornitura che ci spetta, ci sono stati dei ritardi, perché per dire AstraZeneca ci arriverà forse domani o dopodomani, Moderna idem, però al di là di questo, onestamente i numeri sono quelli che il governo ci ha dato, cioè non vorrei che passasse l'idea, perché noi siamo stati bravi a vaccinare, ci sia qualcuno che dice sì, però sapevano che ne avevano una quantità tale per cui non era obbligatorio correre così tanto. Però noi che stiamo attrezzando una macchina vaccinale abbiamo bisogno anche di questi stress, no? Perché la macchina si adegua sempre di più allo sforzo vaccinale. C'è un fatto proprio industriale questo. Quindi io non faccio colpe a nessuno, dico semplicemente che noi al governo siamo sulla stessa barca, bisogna portare a casa vaccini. Se c'è un rammarico che ancora tutt'oggi nessuno mi ha dato risposta dicendomi guarda che quelli che sono venuti a suonare il campanello della regione sono dei trascini a barattoli oppure avevano veramente un contatto buono per darvi i vaccini. Se fosse stato così noi abbiamo perso 27 milioni di dosi. Prospettive per il prossimo mese? No. Le prospettive che ci dà il commissario sono assolutamente di arrivi importanti, considerate che dopo metà aprile dovrebbe arrivare anche Johnson & Johnson. Ma non è arrivato la casellina con tutti i numeri che ci avete fornito, intendo dire solo per... Sì, sono quelle, però io sono convinto che ci sarà sempre più un incremento poi di vaccini, perché comunque si vede, insomma, cioè l'aspettativa è quella di averne di più. Ma il numero totale per aprire non l'avete? No. Allora, però, che resti fisso, vi ho fatto prima il conto della serva, 80.000 riusciamo a farli assieme ai medici di base delle farmacie, non vi ho neanche messo dentro le aziende, che sono una roba non irrilevante, 80.000 vuol dire un mese ne facciamo 2,4 milioni. Cioè. Sì, ma abbiamo fatto quello che si dice vuoto per pieno. Mi aggrego, l'accordo per le farmacie è stato fatto? Sono operative le farmacie? No, l'accordo non può essere stato fatto perché è uscito venerdì pomeriggio, giovedì, insomma, l'accordo nazionale. Abbiamo l'incontro mercoledì mattina, anche perché ricordo che con le farmacie probabilmente andrà Johnson & Johnson, che arriva dal 19 di aprile, perché sicuramente il vaccino più maneggevole per loro. Quindi ci incontriamo mercoledì mattina per chiudere l'accordo rispetto appunto all'effettuazione del vaccino in farmacia. Ok, poi rispetto a quello che diceva la collega, però Presidente, allora ho dato io un'interpretazione sbagliata ieri, nel senso che io ho capito che c'era una colpa attribuibile alle case farmaceutiche per questi ritardi di questa settimana. Il problema sono i ritardi, ma non che le quantità siano diverse. Ah, ok, perfetto, ok, va bene. Cioè, quindi quando i lotti sono quelli attesi, ma stanno arrivando con ritardi di giorni. AstraZeneca doveva essere qua mercoledì e Moderna giovedì, invece Moderna arriva venerdì e AstraZeneca sabato. Capite che per noi... Non c'è altro, vero? Grazie. Arrivederci. Prego, dottoressa.
Sì, grazie, buongiorno. Allora, come ha detto il Presidente, abbiamo visto, non è ancora arrivato il decreto, non è stato ancora numerato, quindi quello che è stato messo in rete, che è stato annunciato, è praticamente una bozza, ma ci sono già gli elementi che ci permettono quantomeno di fare le prime azioni, che sono quelle di cominciare a vedere quanto pesa nella nostra regione la non adesione alla vaccinazione, l'avevo già accennato ieri, e poi cominciare a preparare le note per coloro che sono, diciamo, gli interlocutori principali. Intanto devo dire che il principio a cui si ispira il decreto è la tutela della salute pubblica, come ha detto il Presidente prima. Quindi la vaccinazione viene resa obbligatoria perché per questa malattia, che attualmente ha il peso sanitario che conosciamo, è molto importante che le persone vengano tutelate da chi li prende in cura. Chi sono quelli che devono rispondere, diciamo, a questa obbligatorietà? È tutti coloro che sono operatori sanitari, che svolgono attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali pubbliche e private, e sono state inserite anche le farmacie e le parafarmacie. Poi, per quanto riguarda la vaccinazione, l'identificazione dei soggetti che devono essere individuati, come si svolge? Il decreto dice: entro 5 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, gli ordini interessati, che sono quelli delle categorie che abbiamo appena menzionato, manderanno l'elenco di tutto il personale iscritto all'ordine e lo manderanno alla regione. Quindi entro 5 giorni dall'entrata in vigore. Quindi noi adesso prepareremo delle note da mandare agli ordini per dire a chi devono girare, quindi in questo caso alla direzione prevenzione, l'elenco di tutti i loro iscritti, suddivisi naturalmente per residenza, in modo tale che poi noi possiamo indirizzare questo elenco ciascuno per la propria azienda ULSS di riferimento e fare l'incrocio fra questi soggetti e il loro stato vaccinale. Ok? Quindi la Regione ha 10 giorni per preparare questi elenchi per mandarli alle aziende ULSS. Una volta che le hanno ricevute, le aziende ULSS entro 5 giorni devono mandare una nota, un avviso ai soggetti che non risultano adempienti alla vaccinazione, e entro 3 giorni, dice il decreto, questi devono esprimere la propria posizione, o vaccinarsi, oppure se si trovano in condizioni di salute tale per cui non possono essere vaccinati, naturalmente si posticipa la vaccinazione. Decorsi questi termini, se le persone che sono state invitate a vaccinarsi non adempiono a questo invito alla vaccinazione, invito obbligo, scattano praticamente delle conseguenze che possono essere lo spostamento rispetto all'ambito in cui in quel momento lavorano. In quel caso ci sarà naturalmente una valutazione da parte del datore di lavoro e una stratificazione di rischio, per cui la persona può andare a svolgere una mansione che non lo mette direttamente a contatto con gli utenti, e quindi ridurre il rischio di esposizione per altri soggetti che vengono in contatto, oppure possono essere sospesi, e in quel caso scatta anche la sospensione della retribuzione. Questo è quello che prevede dalla bozza di decreto che ci è arrivata. Quindi è un decreto a tempo, perché è un decreto che è legato alla specifica situazione pandemica, al momento in vigore fino alla fine di quest'anno, fino al 31 dicembre del 2021, e che naturalmente segue quello che è l'evoluzione della malattia. In questo momento viene applicato proprio perché abbiamo una condizione di emergenza ed è nel rispetto di un principio di tutela della salute pubblica, quindi la propria ma anche quella degli altri con cui la persona viene in contatto proprio per il lavoro che svolge. Questo è quello che prevede il decreto, e poi dentro naturalmente ci sono le misure della scuola, delle fasce, quelle di cui abbiamo accennato poco fa.
Domande alla Russo? Ok. Parisi, Vanzà. Sì, dottoressa, buongiorno. Scusi per capirmi con le tempistiche. Dunque, per quanto attiene a questi elenchi, la Regione ha 10 giorni per preparare gli elenchi e inviarli alle ULSS, che a loro volta avranno 5 giorni di tempo per verificare e avvertire gli interessati, che avranno a loro volta 3 giorni di decorso, di tempo, decorsi i quali poi si prenderanno i differenti provvedimenti. Rispetto al demansionamento, chiamiamolo così perché si parla di questo, giusto? Ok? E alla sospensione, che cosa intercorre nel mezzo? Non è specificato il tempo, anche perché lì credo che ci sia proprio una valutazione molto, insomma, importante, perché le aziende e quindi che corrispondono il direttore generale, insomma la direzione strategica, soprattutto col direttore sanitario, devono valutare come procedere rispetto al ruolo che quella persona svolge all'interno dell'azienda. Quindi in quel caso, insomma, deve essere, c'è una valutazione che, insomma, non è da poco, dipende dal ruolo che svolge il soggetto nell'ambito, insomma, della struttura sanitaria. Se posso. No, e se posso, sì, assessore, il grazie. problema sarà accentuato soprattutto per le strutture territoriali, perché se già sapete siamo su una carenza di personale molto molto importante. È chiaro che se ci saranno tante figure da demansionare o comunque individuare con altri ruoli e poi trovare chi lo sostituisce per la parte invece prettamente assistenziale, questo sarà un problema. Quindi io mi auguro, insomma, che prevalga sicuramente, insomma, discorsi legati alle procedure che sono state individuate. Scusate. Vanzà. Dottoressa Russo, buongiorno. Quindi, facendo un attimo di conti, 5 giorni più 10 giorni, arriviamo a fine mese, giusto? Più o meno sì, dal momento in cui il decreto viene pubblicato. Va bene. Ho alcune domande tecniche, per cortesia. Con il portale, quando entrerà a regime, senza problemi, eccetera, è necessario è necessario inserire la mail, stampare i documenti e portarli al centro vaccinale, oppure se uno non vuole andare in farmacia può fare a meno? Non è obbligatorio. Non è obbligatorio? No, chiedo, perché No. noi io me l'avevo capito che o con la farmacia obbligatorio. o con il comune o con le associazioni di volontariato bisognava stamparsi la scheda per l'anamnesi. No, noi abbiamo detto che le farmacie possono aiutare nella compilazione, quindi nell'accordo che abbiamo fatto possono aiutare, ma non è che uno è obbligato a andare già con la scheda stampata e anche precompilata. Uno può andare Ci sono senza. gli amministrativi nei centri che invece fanno anche questa funzione, quindi hanno il cartaceo là e le compilano là, se uno non ha né stampato né, quindi non è obbligatorio sta roba. Sempre invece per quanto riguarda le categorie fragili o presunte tali, io l'avevo chiesto ieri, mi avevate detto di sì, però evidentemente forse non sono tutti inseriti. I parenti dei disabili minorenni sono i dati che arrivano, diceva l'assessore, dall'INPS. Hanno il codice inserito, cioè il loro codice fiscale sarà riconosciuto, oppure dovranno attendere le chiamate? Sì. Scusi, non ho capito. Allora, per ogni soggetto disabile che praticamente è già registrato come tale, è già previsto un soggetto caregiver, quindi una persona, 1 a 1, diciamo, allo stato attuale. Non è riuscito a farlo per gli inconvenienti che sono successi in questi giorni. Invece per quanto riguarda i medici, ci segnalano che a Padova i dipendenti di molti poliambulatori aspettano ancora dal 10 febbraio la chiamata, quindi dicevano è vero che la dottoressa Russo vi ha dato 10.200 non vaccinati, però sappiate che noi stiamo ancora aspettando. È chiaro, l'ho il detto dato ieri. Rimane quello di ieri? Allora, il dato è che allo stato attuale ci risultano praticamente all'incirca sono 10.000, di cui 1.167 sono medici.
167. Allora, io ho detto ieri che questi ci risultano non perché questi significa che siano stati inadempienti. Allora, o sono persone che non sono riuscite nel momento in cui li hanno chiamati a presentarsi alla seduta vaccinale che era stata prevista per altri impegni lavorativi o propri, o perché probabilmente non sono stati ancora chiamati, perché abbiamo una percentuale ancora della fase 1, quella degli operatori sanitari, che deve essere completata. Anche lì si è seguita una stratificazione di rischio, chiamando primariamente tutti quelli che erano nei reparti a rischio, quindi magari alcuni non sono stati ancora chiamati, verranno inseriti, perché sappiamo che viaggiamo su una campagna che procede in parallelo. Quindi abbiamo sì gli operatori sanitari e tutti quelli del sistema sanitario pubblico e privato, abbiamo gli ultra ottantenni e abbiamo i super fragili, quindi via via si riempiono tutte le caselle, quindi per fortuna ci sono ancora persone che non sono inadempienti ma che devono essere chiamati, e quindi adesso stiamo facendo la verifica ULSS per ULSS anche di coloro che magari non sono stati ancora chiamati, oppure che hanno rinunciato momentaneamente alla vaccinazione o che avevano chiesto che la spostassero. Quindi questa è una cosa che naturalmente abbiamo cominciato a fare e a breve cominceremo ad averlo. Poi l'ordine ci manderà tutti i nominativi che gli risultano, incroceremo i dati e le ULSS faranno le chiamate coloro che naturalmente non hanno Ci accettato. potrebbero anche essere tante persone che sono state positive, Sì. quindi non si Infatti, hanno detto certo, però rinviamo la scusate, vaccinazione. se io fossi un medico di Padova, tipo questi che ci stanno scrivendo mail, e vengo a sapere che il governo intende sospendermi dal lavoro, mettermi a lavorare in un'altra mansione o quello che è perché non mi sono fatto il vaccino, quando ho mandato il mio nominativo, gli elenchi all'ULSS di Padova il 10 febbraio, uno dice scusate, ma non sono io inadempiente, siete voi che non mi avete chiamato a fare il vaccino. Verranno chiamati. Tosato. Sì, a proposito, è stato toccato l'argomento dei genitori dei disabili minori. Ecco, alcune mamme segnalano proprio i figli disabili in età minore, chiedono se per loro è esclusa la vaccinazione. È esclusa. Allora, ieri sono stati pubblicati degli studi su Pfizer che mettono in evidenza l'efficacia e la sicurezza a partire dai 12 anni. Questi sono gli studi, perché naturalmente questi procedono. Per abbassare l'età di somministrazione dobbiamo aspettare che venga recepito dall'EMA e conseguentemente dall'AIFA. Però chiaramente non è un discorso chiuso questo di poterla somministrare a fasce d'età inferiore rispetto a quelle previste, proprio perché gli studi si sono fatti e adesso verranno presentati alle agenzie regolatorie. Quindi abbiamo fortunatamente la speranza di poter includere più fasce della popolazione, anche quelle di età inferiore. Ecco, poi c'è un'infermiera che ci segnala il fatto che a suo avviso è stato somministrato Pfizer in maniera impropria a tanti caregiver, e questo anche in giovane età, in buone condizioni, e questo ha penalizzato poi la disponibilità di vaccino per le categorie che ne hanno più bisogno. Beh, diciamo che comunque la disponibilità di AstraZeneca non è stata dal 27 dicembre. Il 27 dicembre avevamo una disponibilità di vaccino. Successivamente, quando è stata autorizzata AstraZeneca, abbiamo introdotto AstraZeneca e somministrato per quello che ci diceva AIFA. In un primo momento fino a 55 anni e dopo invece liberalizzato per tutte le età. Quindi è chiaro che l'offerta vaccinale è stata modulata, 1 rispetto alla disponibilità e 2 rispetto alle varie autorizzazioni che si sono susseguite nel tempo in questi mesi. Quindi questa è la risposta. Io avrei una domanda per il direttore Flor, che è lì. Sì, no, ne ho io una per la dottoressa Russo, però. Ragazzi, ma è un po' d'ordine. Allora, Giacomuzzo, poi Bone, giusto? E del giro. Perfetto. Cedo alla collega, volentieri, prego. Ma non importa. Cavallerescamente. Prima Bone, poi Giacomuzzo. Dai, prima Bone. Va bene, allora basta faccio che vi veloce, decidete. una domanda. Abbiamo dati, come dire,
scomposti sui 10.000 no. Li stiamo preparando. Cioè, nel senso che io volevo sapere se quanti sono gli infermieri, quanti medici, quanti gli OS. Stiamo preparando. Ok, seconda domanda. Siccome gli OS non hanno l'ordine professionale, se non sbaglio, refero dalla collega che si sta occupando da remoto della questione, leggo, così faccio prima. Visto che gli OS non hanno un ordine professionale, come cambia il meccanismo per loro? Ci sarà un iter velocizzato? Tra l'altro considerando che proprio in quella categoria lì sembra che siano i più restii a vaccinarsi. Grazie. Noi abbiamo tutti l'elenco degli OS che lavorano presso le nostre strutture. Quindi io ho già chiesto, tra l'altro, alla direzione competente di verificare questo percorso, quindi non c'è problema. Non è un problema. Viene fatto da voi direttamente senza transitare. Sì, certo. Giacomuzzo, poi passiamo al dottor Flor. Io volevo chiedere come siamo dal punto di vista delle vaccinazioni per insegnanti e forze dell'ordine. Quelle sono state esaurite? Finite? Non tutte. Sono state velocità diverse e quindi sempre per quel principio che dicevamo prima, naturalmente della vaccinazione in parallelo, stanno continuando in alcune aziende per quanto riguarda gli insegnanti, ma siccome la priorità è stata data agli ultra ottantenni e la concentrazione delle ultime settimane è stata proprio a cercare di chiudere completamente con gli ultra ottantenni, via via faremo anche i docenti. Per quanto riguarda le forze dell'ordine e le altre categorie, era stato consegnato a loro il vaccino perché a coloro che avevano la possibilità di somministrarlo e pertanto io so che stanno procedendo. Comunque noi stiamo raccogliendo i dati anche di queste vaccinazioni che sono fuori, diciamo, dalle nostre aziende. Ecco, partivo da qui perché abbiamo una segnalazione di un'educatrice che si è presentata, ma poiché non poteva ricevere l'asta per questioni di salute, ma Pfizer è ancora in attesa, quindi è solo questione, verrà Sì, richiamata, è solo questione insomma. di disponibilità, certamente verrà chiamata, assolutamente. Grazie. Sì. Bene, dottor Flor, grazie. Solo domande. Il dottor Flor mi pare non abbia introduzioni di sorta. Portale numero verde. È a vostra disposizione. Tosato ha già alzato la mano. Giacomuzzo. No, portale numero verde. È già sintetizzato da Giacomuzzo, ma insomma, ognuno poi si esprime. Direttore, sul numero verde, sugli ingorghi digitali e sulla mancata accettazione di alcune fragilità da parte del codice fiscale si è già detto, ci sono già state ampie lamentele. Si sta provvedendo a questo? Un aspetto della domanda. L'altro aspetto, ieri c'è stato grande allarme per l'indisponibilità di vaccini, per il blocco sostanziale della campagna. Oggi sembra che l'umore sia cambiato, il clima sia un po' rasserenato, ci fa un attimo il punto. Grazie. Sul punto sulle due questioni. La prima, il sistema di prenotazione informatizzata è partito ieri sperimentalmente in 3 aziende, oggi l'abbiamo allargato a tutte le aziende. Che ci fosse qualche problema di taratura potevamo prevederlo, purtroppo ne abbiamo avuto uno piccolino ma che ha generato tanti inconvenienti e che risolveremo entro la giornata. Chi andava sul sito regionale veniva reindirizzato alla pagina dell'azienda territoriale e bypassava la pagina delle informazioni, perché il sito ha una pagina informativa per tutti i cittadini che possono avere tutte le informazioni che sono state la gran parte delle richieste di chiarimento che abbiamo finora. È stato un problema tecnico di passaggio da una pagina all'altra, non era sfuggita, non poteva essere. All'atto pratico è stato visto questo, comunque lo risolveremo entro oggi. Quindi questo è...
No, guarda, ieri la prenotazione è partita ieri in 3 USL, no? No, quelle dove c'è stato questo problema, quali sono Sì, le USL? è dappertutto dove c'è ancora. Adesso, a questo momento, l'abbiamo risolto su 2 USL, sono sicuro che la prima a averlo risolto è stata Vicenza. Ma c'era questo problema tecnico. Adesso, allora, quando si collega al sito della prenotazione, lei viene indirizzata ad una pagina che dà tutte le informazioni, compreso tutto l'elenco delle malattie fragili, fragilissimi, vulnerabili, che danno diritto ad accedere a quella categoria. Allora, non avendo quella pagina di spiegazioni, molti cittadini hanno telefonato per avere informazioni. È ovvio che le informazioni devono essere sul sito. Allora, molte delle cose che abbiamo avuto, e queste le risolviamo tutte in giornata, che sono la stragrande maggioranza delle criticità che ha rilevato il problema, il programma. Il secondo punto è abbiamo aperto le prenotazioni agli ultraottantenni, ai fragili, ai fragilissimi, alle categorie speciali, che sono tutte elencate in questa pagina di chiarimento che purtroppo non è stata vista, ma che da oggi pomeriggio sarà visibile a tutti in tutte le aziende. Disguido tecnico, non c'è, così è, ma è inutile nascondere la verità, questa è la situazione. Allora, avendo tutta questa pagina di chiarimenti, molte delle cose ci saranno chiarite. Abbiamo aperto con un limite di tempo di 7 giorni. Perché questo? Perché dobbiamo viaggiare un pochino in termini realistici, basato sulla disponibilità di vaccini che abbiamo. Quello che succede a questa settimana è la seconda volta che ci capita che noi ci troviamo in carenza di vaccino rispetto al programmato. E ci tengo a precisare che noi sapevamo esattamente il quantitativo di vaccini che dovevano arrivare questa settimana. Pfizer è arrivato puntuale nel tempo e nella quantità, sono saltati Astra e Moderna. È ovvio che dovendo programmare un numero alto di persone, noi le dobbiamo preallertare con qualche giorno di anticipo. Questo ci ha costretto a disdire persone che erano prenotate, perché abbiamo innanzitutto dovuto spostarci e garantire i richiami ed essere sicuri di poterli garantire, e qualche compensazione che si poteva fare sulle prime dosi tra Pfizer e Moderna non abbiamo potuto farla, perché Moderna non è arrivato. Quindi questa era la cosa che noi facciamo per ottimizzare, perché voi sapete che adesso l'obiettivo che noi abbiamo è vaccinare il maggior numero possibile di persone prima possibile, arrivando a filo con le scorte. Siamo in una situazione di scorte a filo. I ritardi che ci sono stati sui farmaci, sui vaccini, Astra da un lato, perché ricordo che Astra a tutt'oggi non ha limitazioni di utilizzo se non i vulnerabili, e quindi noi con Astra, come abbiamo fatto finora, avremmo fatto gli ultraottantenni che non sono vulnerabili e le categorie di cui avete chiesto informazioni prima. Allora, se ci viene meno Astra nella fornitura prevista, ci viene meno soprattutto Moderna, che noi avremmo aspettato che arrivasse ieri, non essendo arrivato, e questo ci obbliga a spostare i termini della questione. Però insomma, io credo che recupereremo la questione. La verità è che volendo vaccinare, garantire il vaccino il prima possibile al maggior numero possibile di persone, noi non abbiamo margini di giorni di riserva, abbiamo margini di ore di riserva, e questo è quello che è successo questi giorni. Idem perché dico sulle prenotazioni, abbiamo aperto prenotazioni per 7 giorni,
Il programma, guardate che il programma possiamo aprirlo anche senza limiti. Quindi, e abbiamo privilegiato in questa prima fase il target primo che vogliamo chiudere, che sono gli ultraottantenni e le categorie fragili. Ora, con la spiegazione sulle categorie fragili, io credo che risolveremo molti dei problemi che sono stati posti. Ci saranno categorie o qualche categoria, ammetto e faccio ammenda, ce n'è sfuggita una molto importante, che invece è nelle categorie vulnerabili, che sono i malati reumatici con trattamento immunosoppressivo con farmaco biologico. Abbiamo aperto ieri in alcune USL, vi garantisco che da stasera sarà aperto in tutte le USL, quindi il problema... immaginate che ci sono anche nicchie di patologie particolari su cui provvederemo insomma ad adeguare il programma perché possa adempiere con soddisfazione a tutte le esigenze. Quello che io rilevo e riflettevo anche mentre c'erano le domande prima su altre, è la enorme domanda di vaccini che abbiamo da parte delle categorie fragili, da parte delle categorie dei disabili, ma anche delle categorie degli anziani e anche delle categorie produttive. Quindi noi oggi siamo in presenza di un'enorme domanda di vaccino e dobbiamo, credo sia corretto dire a tutti che oggi la disponibilità di vaccini, non il ritardo, la disponibilità, le dosi che noi abbiamo in programma da qui a metà aprile e a fine aprile, vedremo quanto ci arriverà di Johnson, non lo sappiamo, perché io oggi dovrei fare l'indovino a dirvi quante dosi avremo. Noi siamo pronti e vogliamo essere pronti per vaccinare con tutte le dosi possibili che abbiamo prima possibile. Non ci sono, il portale di prenotazione toglie ogni dubbio sulla trasparenza della prenotazione. Toglie ogni dubbio, penso che questo sia pacifico, il cittadino ha diretto accesso, lo può fare direttamente, lo può fare per tramite di suoi rappresentanti di qualunque tipo che sono i familiari, piuttosto che organizzazioni di comunità, piuttosto che le farmacie, piuttosto che il medico di medicina generale, chiunque potrà prenotare per una persona, e questo dà garanzia di trasparenza e di accessibilità. Non faremo un'apertura indiscriminata perché comunque, fatte le categorie degli anziani e dei disabili e dei vulnerabili e dei fragili, procederemo comunque per classi di età. Quindi manterremo sempre contingentato l'accesso, perché solo il raggiungimento di una soglia dell'80%, 75-80% di una classe, apriremo a quella dopo, in modo da garantire che vacciniamo rispettando il criterio dell'età, perché credo che a questo punto, fatte le categorie, ribadisco per l'ennesima volta, degli ultraottantenni, a cui teniamo molto, e delle categorie dei fragili, perché sono pazienti più a rischio. Prego, sì, anche a domicilio, sì, certo. Allora, esaurite queste categorie, guarderemo con un po' più di fiducia e anche di minor impatto della malattia sui servizi sanitari, ma anche sullo stato di salute, perché spero che la congiunzione favorevole che oggi vede una riduzione di malattia nelle case di riposo, una riduzione di malattia nel personale sanitario e nel personale vaccinato in generale, accanto ad una blanda, timida tregua dell'epidemia, da un paio di giorni la progressione dei casi di malattia e soprattutto di ricovero sembrano avere un andamento leggermente rallentato. Questo ci fa vediamo che Pasqua riusciamo a passare. Io penso che il prossimo weekend sia un po' un test per l'andamento dell'epidemia. Non so se avete l'andamento della malattia com'è
nel nord Italia, ma soprattutto nelle regioni che ci circonda, sia nel regime ordinario sia nel regime terapia intensiva, è una situazione che è abbastanza impegnativa, anzi molto impegnativa. Parlavo questi giorni con qualche collega, insomma, qualche regione con noi confinante è più o meno la situazione in cui eravamo noi al 31 dicembre, se non peggio. Quindi io ero preoccupato di vedere questo andamento delle regioni circostanti così pesante e noi che eravamo in crescita. Oggi abbiamo una situazione che pare un pochino rallentare, vediamo se questo è un trend o se è un dato puntuale. Sapete che il dato di un giorno non conta nulla, però se noi progrediamo con le vaccinazioni al ritmo che comunque possiamo avere, perché questa settimana doveva essere una settimana straordinaria per consegne, sarebbero dovute arrivare più di 220.000 dosi, ma quasi 100.000 le avremo anche la settimana prossima di nuove dosi, in gran parte Pfizer, no, senza il quasi, più di 100.000. La settimana prossima abbiamo 120.000 dosi a settimana di Pfizer. Quindi dico 120.000 dosi a settimana di Pfizer perché queste saranno destinate esclusivamente a richiamo su Pfizer e saranno destinate a nuovi casi ultra fragili e nei grandi anziani, insomma. Quindi lascia sperare il completamento di questa fascia di popolazione. A noi mancano circa 110.000 grandi anziani da vaccinare, no? Quindi diciamo che la prospettiva che abbiamo è una prospettiva abbastanza buona. Poi voi capite benissimo che se ieri abbiamo fatto 10 o 12.000 prime dosi, fra 21 giorni avremo 10-12.000 prime e seconde dosi, insomma non è che saranno sempre casi nuovi. Il numero dei casi oggetto di richiamo aumenta di giorno in giorno, da qui in avanti. Allora, un po' di domande per il dottor Flor, residue, Banzan e stop. Poi è un bonnet, poi andiamo a casa. Chiedo scusa, dottor Flor, buongiorno. Era solo per capire la percentuale esatta o il numero assoluto, cioè come siamo messi? Ottantenni, abbiamo raggiunto, mi pare, il 60. I fragili, come siamo messi? Cioè, abbiamo... Guarda, io so che ci manca circa il 30% degli ultra ottantenni e che sulle categorie, comprendendo tutto quello che sappiamo tra le diverse condizioni di patologia e di non autosufficienza, come si dice, di vulnerabilità ricomprese nelle categorie, ce ne mancano ancora 140.000 se non sbaglio. 60%, 65%. 37-38% sicuro, io ho il dato a ieri mattina, ad essere onesto. Dosi, dottor Flora, o vaccinazioni sempre prime dosi. Quindi 30% manca per gli over 80 e 60% per tutte le altre categorie, chiamiamole fragili, vulnerabili e quant'altro. Sì, forse questo o forse anche meno su questo. Sì, dobbiamo vedere i numeri precisi perché adesso qui non ce l'abbiamo. Abbiamo il numero sommato tra prima e seconda dose, ma comunque la cifra è questa, che poi sia 37 o 39, ma questa è la percentuale. Sempre collegato a questo, perché le USL sono situazioni, ovviamente voi ci date il dato regionale, però nelle USL le realtà sono diversificate, perché per esempio mi segnalano da Venezia che sul portale hanno prenotato 74-75 anni, quindi sì, abbondantemente sotto gli 80. È ovvio che questi non vanno negli slot della classe di priorità, perché abbiamo rilevato preferito fare subito gli ultra 80 e i fragili basati sulle quantità di Moderna e Pfizer che abbiamo. Su altri slot mettiamo ulteriori vaccinazioni per altre categorie che possono andare con Astra tranquillamente.
Guardate, nel giro di 2 o 3 giorni sistemate queste cose, sarà prenotabile, ma già oggi è prenotabile tutto. Il tema è non apriamo il tutto perché dobbiamo stare attenti, noi dimensioniamo la nostra capacità e la nostra forza vaccinale sul numero di vaccini disponibili. Allora, noi non apriamo oggi slot da 50.000 vaccinazioni al giorno, se vaccini non ne abbiamo, noi avremo una media di 30.000 vaccini al giorno questa settimana, fino a martedì prossimo. Ci sarà il giorno che facciamo di più, il giorno che facciamo di meno, ma fino a martedì prossimo la disponibilità di vaccini che abbiamo non è superiore a 30.000 al giorno. Quindi è inutile che apriamo slot che ci portano a 50.000 perché non abbiamo i vaccini. Allora andiamo con cautela e anche scadenziamo i giorni e le classi di prenotazione sulla base della disponibilità di vaccini, perché alla disponibilità di vaccini corrisponde il numero di sedi e di linee vaccinali che vengono attivate in ogni USL. Noi abbiamo ancora un margine di riserva di progressione nel numero di vaccinazioni che è forse neanche sappiamo esattamente quanto grande. In testa ce l'abbiamo. Noi ad oggi abbiamo un programma che partiva da 5.000, poi a 17.000, poi a 30.000, poi a 50.000. Ne prepareremo sicuramente uno che va ben oltre. Noi non abbiamo ancora cominciato a utilizzare a pieno regime la medicina generale, perché che farmaci, che vaccini gli diamo? Non abbiamo cominciato a utilizzare i centri che ci metterà a disposizione l'esercito, non abbiamo cominciato a utilizzare gli specializzandi, non abbiamo cominciato a utilizzare altre forze che ci mette a disposizione l'università, abbiamo ancora una riserva di persone infinita per aumentare la nostra capacità vaccinale. Anche nei numeri noi oggi siamo sotto il 50% della nostra capacità, questo lo dico chiaro e tondo, che qualcuno non pensi che siamo, perché io ho visto qualcuno che dice che abbiamo fatto che siamo col collo tirato. Noi siamo al massimo della nostra capacità in relazione ai vaccini che abbiamo, ma abbiamo ancora un margine di potenziamento delle nostre linee. Il limite al potenziamento delle nostre linee di vaccinazione è il numero di vaccini. Cioè, che noi ne facciamo 2.000, 3.000 in più o in meno. Guardate che la medicina generale, quando entra in campo, non è una forza da poco. In autunno ha fatto 600.000 vaccinazioni in un mese, 500.000. Direttore, prima di chiudere, Antonella Prigioni e di nuovo la Vanzan. Poi chiudiamo, ragazzi. Sì, io avrei una domanda per l'assessore Lanzarin, però. Praticamente alcuni genitori che devono far riprendere l'attività sportiva ai propri figli anche a livello agonistico mi segnalano che ora il certificato medico di coloro che hanno avuto i bambini con il Covid costa 3 volte tanto quello prima, perché c'è un protocollo di verifiche più complesso. Mi chiedono se la Regione pensa ad un'agevolazione per questo certificato medico, che comunque deve essere fatto da privati. Non conosco la problematica, la affrontiamo, insomma non mi era stata presentata, la verifichiamo. Grazie. Alda Vanzan, Sì, poi a domani. Dottore o chi ritenete, era solo per ricordare un attimino che tipi di vaccini vengono utilizzati. Agli anziani che stanno bene date comunque AstraZeneca, oppure avete fatto la scelta AstraZeneca solo fino agli 80 anni? Perché una delle domande che può sorgere è: ma se siamo in difficoltà con gli over 80 facciamo noi fare 72 anni, o forse c'è il limite della marca del vaccino? No, allora le indicazioni sono quelle che ci sono nella registrazione del vaccino e nell'autorizzazione AIFA che non abbiamo. Allora privilegiamo dove abbiamo linee di particolare interesse con Pfizer, magari
l'anziano dubbio può andare anche con Pfizer, però oggi Astra non ha limitazione se non i pazienti vulnerabili. Quindi sull'anziano che non è vulnerabile. Se io sono una ULSS che vaccino i 70enni, tanto vale che quelle dosi là gliele presti a un'altra ULSS che mi finisce gli 80enni? Guardate, la distribuzione dei vaccini è in base alla popolazione di ciascuna azienda. Quindi oggi tutte le aziende hanno una percentuale di vaccini delle 3 categorie, Pfizer, Moderna e Astra, che è tarata sulla popolazione di quella USL, quindi hanno tutte la stessa possibilità. Questi scambi tra aziende li abbiamo fatti per garantire la continuità vaccinale per chi era un po' scarso di vaccini, prendendoli da chi era un po' abbondante perché era un po' più indietro, ma era uno scambio a compensazione, cioè ti presto 4.000 dosi e me le restituisci. Signori, grazie, a domani. Grazie.